Gabriele Bontà, allora come ti stai trovando in questi giorni? Quali sono le tue prime impressioni? Allora, mi sto trovando molto bene, il mister è bravo, lo staff è pure molto preparato, poi è una bella città, anche qua in Ritiro si sta bene e comunque mi sto trovando molto bene. Parlaci un po' di te, quali sono le tue caratteristiche come giocatore? Allora, io sono nato difensore centrale, però adesso adattato in terzino, mi trovo molto bene anche lì perché è una bella corsa. Sono bravo più a difendere e mi piace pure colpire di testa l'uno contro uno e sono bravo pure a mettere dei cross. Hai un modulo prediletto? Il 4-3-1-2, quello del mister, è un bel modulo. Ecco, tu sei uno dei profili under della squadra, no? Che effetto ti fa giocare di fianco a giocatori d'esperienza, allenarti con Scott o con Guker? Possono essere uno spunto per la tua carriera da calciatore? Ma sicuramente, perché comunque sono giocatori che hanno fatto categorie importanti, hanno molta esperienza e possono aiutarmi molto a crescere. Ci racconti un po' della tua carriera, quando hai iniziato, con chi hai giocato? Allora, io ho iniziato da piccolo nella scuola calcio della mia città, che era la Virtus Favara. Poi ho fatto le giovanili ad Agrigento, all'Atena, e poi l'anno scorso ho fatto il primo anno tra i grandi in Serie D, dove ho fatto 14 presenze e anche ho fatto un gol nei play-out. E comunque questo è il secondo anno nei grandi e mi sto trovando molto bene. Differenza tra i piccoli e i grandi, come li chiamati tu? La differenza è tanta, ma più che differenza è esperienza, sono gli errori, perché tra piccoli e grandi è quello, gli errori, e si cresce molto facendo questo salto. A livello umano invece è la prima volta che lasci la provincia di Agrigento fondamentalmente, giusto? Giusto. E come ti stai trovando in questa nuova esperienza? È diciamo la seconda settimana che sto fuori casa, è il primo anno che vado fuori, sono a 1000 km di distanza, però mi sto trovando molto bene. Anche Treviso è una bellissima città, molto movimentata ed è molto bella. La famiglia cosa dice? Ti ha salutato? Ha detto- Sì, la famiglia la sento ogni giorno e gli manco, però è normale. E questo è il mio futuro. Cosa vuol dire fare un ritiro qui ad Arda Terme? Come lo passi, come questi giorni, insomma, sei ancora all'inizio, insomma, in qualche giornata, come li hai trascorsi? Allora, il prof è molto bravo, ci sta facendo lavorare molto, anche qui si sta molto bene perché comunque c'è una temperatura ideale, fanno 20 gradi ed è molto bello qui, perché è tutto verde, Che sta differenza bene. c'è tra il calcio, tra la Serie D del sud e quella del nord? Cosa ti aspetti di diverso? Di diverso mi aspetto più la tattica, la tecnica, perché giù è più duro il calcio. Qua si gioca più a calcio, per dire la verità, perché si fa più, Fa più a più botte a tecnico. sud. Sì. A chi ti ispiri? Mi piace molto Giorgio Chiellini. È un bel, Come spirito proprio combattente. è un bel difensore, poi a livello umano è una brava persona, però in campo è un cane.